Buonasera e ben ritrovati amici di Sportissimi, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi l'ottava giornata di campionato di serie di calcio a 5, girone B di Palermo, che vedrà contrapporsi il San Vincenzo e il Palermo Futsal Club. Poi su John, esterno, Chinnici, escono molto bene i due, su John, guarda, su John! Col sinistro! La mette dove presto in gioco ma non può mai arrivare! Ed è vantaggio Palermo! Ali su John, fa 1-0. Giacomo. Sbaglia il passaggio, Catania per la Fiura, guarda la porta! Troppo facile per Vito La Fiura che manda un cuore e questo sappiamo anche verso chi è rivolto, perché è rivolto verso il direttore commerciale Filippo Alario. 0-2 risultato dopo 3 minuti. Il possesso di Modica che alza, Russo, gancio perfetto, poi punta e Calì fa un miracolo incredibile, ma che velocità di esecuzione per Russo che qui agganciato con un tocco, salire e spinge in un tempo, sembrava che si prendeva 2 volte, poi Cangemi alza la palla per il compagno, poi il palo, la palla che rimane lì e poi sulla linea su John, ritorno sempre per il piccolo numero 8, su John, le finte, destro sinistro, classico, su John, ancora col sinistro, trova lo spazio e poi esplode con il piede forte e fa 0-3 il risultato. Vivarelli, palla di ritorno, lotta con il fisico La Fiura, poi Cangemi cerca il fisico La Fiura ma non riesce, poi il Russo buca in velocità, poi il compagno e poi fa il gol dell'1-3, salta Chinnici e riapre la partita il Russo. Leto la tiene in campo benissimo, magia per Vivarelli che non trova la porta, ha sfiorato il palo con l'esterno, colloquio con Carmelo Punzina, il vice allenatore, e poi la conclusione di Russo e ancora una volta super Peppe Calì. Vivarelli, finta, palla di ritorno per su John con il destro e poi la tocca e va in porta. Sembrava potesse uscire questa palla, ma forse il vento probabilmente ha aiutato la traiettoria. Su John fa tripletta, ma che palla di Luca Vivarelli, poi rimane giù. Di Russo, chiedo scusa, Chinnici va sul mancino, il taglio di Catania, la porta con la sola! Ciccio Catania fa tutto benissimo sul passaggio meraviglioso di Lorenzo Chinnici ed è 1-5 risultato. Russo sta guardando attentamente il suo avversario, va Vincenzo Russo e Calì la respinge, poi Chinnici la porta lontano ma va bene così, finisce il primo tempo, mette una pezza, buona qui la chiusura del portiere, poi ripartire il contropiede con il Russo che guarda i compagni, punta Calì sul primo palo e fa 2-5, ma riapre Russo può puntare Catania, va sulla velocità, Russo sul destro, taglia per il compagno e riapre ancora una volta la partita con Catanzaro da terra, fa 3-5, adesso rischia veramente di capitolare la formazione di Mister Gentile che dovrà sicuramente intervenire con qualche cambio perché Catania con la suola, su John, l'anticipo, su John, salta tutti, guarda i compagni, poi la porta! Ancora su John! E poker personale! Poi le urla di Calì, di felicità e l'abbraccio col compagno, poker di su John, sempre più man of the match. Apre tutto per Catanzaro che fa 4-6, con tanta ingenuità per il Palermo Futsal Club perché si era fermato per discutere col direttore di gara di Catanzaro, però poi punta e Calì risponde ancora, super Calì, poi fallo da parte di Ricco Bono, è impossibile fare a meno di lui, apre dall'altra parte Gennaro, guarda la porta, carica il destro, la smorza un po' troppo però. Poi Catanzaro, secondo palo e Calì chiude con una spaccata perfetta, Lopez, Gennaro in mezzo a due, sbaglia. Poi Russo avanza sulla sinistra, cerca il tiro, Calì respinge sul primo palo. Poi dice su John che non deve fare altri passi indietro. Va Russo e respinge Calì e poi la Fiora allontana il pallone ma allontana soprattutto la paura. Mentre la Fiora sta guardando il portiere avversario, la Fiora, vediamo come calcia, la Fiora e non apre troppo con il destro, non trova la porta, rimane sempre sul 4-6, siamo arrivati ormai al minuto 62 e 38 secondi e con questa azione termina anche la partita, vince il Palermo Futsal Club che continua la sua marcia
verso la promozione in C2 con la 7ª vittoria su 7 di campionato.